Assessore Bini, una vittoria come da programma per un grande evento che fa grande anche l'attrattività del Friuli Venezia Giulia. Beh sì, oggi Trieste davvero ha vinto sotto tutti i punti di vista, un'imbarcazione Spirito Portopiccolo ha stravinto, una bella gara, stupenda giornata. E poi che dire, Trieste oggi si è manifestata per tutta la sua bellezza, per tutta la sua potenzialità, migliaia e migliaia di persone, abbiamo fatto il record di imbarcazioni iscritte a questa 50ª manifestazione, a questa 50ª Barcolana, tanta cosa, quindi rendiamoci conto della forza che il Friuli Venezia Giulia può avere davvero, non solo in Friuli Venezia Giulia, non solo in Italia ma nel mondo. Dobbiamo saper valorizzare queste meravigliose cartoline che abbiamo. Direttore Gomiero, per Trieste, ovviamente per il Friuli Venezia Giulia, una grandissima opportunità turistica. Promoturismo FVG ha un suo stand. Assolutamente, l'abbiamo inaugurato venerdì alla presenza di tanti sportivi, perché la dimensione dello sport sarà una dimensione della strategia di promoturismo della regione per il futuro. Oggi è una giornata meravigliosa, come diceva l'assessore ci consegna una cartolina e noi di Promoturismo FVG vorremmo essere il francobollo con cui portiamo e spediamo questa cartolina nel mondo.